Bentrovati, oggi parliamo di colesterolo cattivo. Gli alti livelli di LDL sono nocivi per la nostra salute, provocano danni non trascurabili, ma di colesterolo alto ne soffrono 4 persone su 10 e quasi la metà di queste non sanno di averlo. Oggi ne parliamo con il professore Roberto Scicari, che è un ricercatore universitario di medicina interna del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Catania, diretto dalla professoressa Lucia Frittita, che salutiamo e che è stata diverse volte ospite della nostra trasmissione. Il professore è anche responsabile del centro ipercolesterolemia dell'unità operativa di medicina interna dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, diretta questa unità dal professore Salvatore Piro. Salutiamo anche lui. Professore, abbiamo detto che tante persone ne soffrono, hanno il colesterolo alto, quello cattivo, ormai abbiamo imparato anche questa definizione. Ecco, che danni può provocare all'organismo umano avere questi, e quando si può definire alto un livello di colesterolo? Tanto buonasera a tutti i telespettatori. Come ha detto lei prima, circa 16 milioni di italiani soffrono di colesterolo alto e purtroppo la maggior parte non sa di soffrirne perché non dà disturbi. Non dà disturbi, è un nemico silente, appunto, invisibile. Non si avvertono dolori, non si avvertono fastidi, no. E quindi dà disturbi solamente si dà quando... la percezione che sia in perfetta forma, in perfetta salute. Dà disturbi solamente quando ormai è troppo tardi, perché le complicanze, i problemi che può dargli il colesterolo alto sono soprattutto problemi cardiovascolari, ovvero associato alla chiusura dei vasi in cui si forma la placca di colesterolo, la placca aterosclerotica, e fondamentalmente gli organi principalmente colpiti nei pazienti con ipercolesterolemia sono il cuore, quindi un attacco al cuore, l'infarto, il cervello e quindi l'ictus, e le arterie più grandi come la carotide, quindi la chiusura della carotide, l'occlusione della carotide, e le arterie degli arti inferiori, quindi la chiusura ad opera sempre della placca aterosclerotica delle arterie degli arti inferiori. Esatto, già alcune persone stanno telefonando, io vi invito a porgere le domande che ritenete opportune al professore tramite un messaggio al 342 74 55 005. Ne è arrivata una: a causa del colesterolo mi è stata diagnosticata una stenosi coronarica, trattata farmacologicamente con un calcio antagonista. Sono andato bene per 2 anni, adesso sento ogni tanto sotto sforzo un dolorino d'angina pectoris. Sarà perché mi sono assuefatto al farmaco? Beh no, io credo purtroppo che è stata data una terapia per controllare, migliorare l'arrivo, l'afflusso di sangue alle coronarie col calcio antagonista, ma non è stata data una terapia efficace per la riduzione del colesterolo LDL. Questo non lo sappiamo perché magari il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice non lo specifica. Ma come si fa appunto a scoprire se si ha un colesterolo alto? Ormai abbiamo imparato che dobbiamo distinguere l'LDL dall'HDL, ci sono queste due. Quando facciamo le analisi al sangue, ecco, ho già detto io come si fa a scoprire. Esatto, è proprio basta così. Un semplice analisi al sangue, no? Esatto, è proprio così, basta un dosaggio, un prelievo con le analisi al sangue di delle 3 principali molecole associate al colesterolo, quello che vediamo appunto negli esami ematochimici, ovvero il colesterolo totale, l'HDL e i trigliceridi. L'LDL possiamo anche calcolarlo noi stessi medici con una formula che si trova anche su internet, quindi è facile anche per tutti, e in base al rischio che ha ogni paziente, in base al rischio cardiovascolare di ognuno di noi, è necessario abbassare il colesterolo LDL fino a un determinato target per evitare appunto l'insorgenza di eventi cardiovascolari di cui abbiamo parlato prima. Ecco, per un soggetto sano qual è il massimo che può raggiungere? Ma dipende tutto appunto in base al rischio, però sicuramente in un ragazzo che non ha altri fattori di rischio
inizia a diventare preoccupante un LDL intorno a 150. Un LDL, quindi un colesterolo cattivo intorno a 150 o oltre 150, inizia a preoccupare. Soprattutto bisogna considerare che le forme più gravi di ipercolesterolemia, ovvero l'ipercolesterolemia familiare, compaiono fin da giovani, perché il soggetto è affetto da questa forma di ipercolesterolemia familiare con mutazioni genetiche del DNA e nascono con queste mutazioni, e fin dalla nascita hanno valori di colesterolo oltre 300 e valori di LDL oltre 190. Quindi se in famiglia ci sono più soggetti con queste caratteristiche dell'assetto lipidico, è opportuno fare una visita presso il nostro centro per poter fare gratuitamente un'analisi genetica. Ecco, perché ci sono proprio delle famiglie, lo ha appena specificato il professore, che hanno, tutti i componenti della famiglia hanno questi valori così alti di colesterolo, eppure magari fra loro ci sono dei giovani che hanno, come dire, uno stile di vita anche molto sano, fanno sport, non fumano, mangiano magari bene, evitano di eccedere con i grassi, eppure si riscontra che hanno questi livelli alti di colesterolo. Allora in questo caso è tutta la famiglia che viene presa in cura gratuitamente in ospedale. Con la ricetta del medico curante si fa la visita, certo. Prenotando il numero verde. E in questi casi purtroppo l'unico tassello che gioca a sfavore del paziente è proprio la genetica, perché è possibile che in queste famiglie ci sia alla base dell'ipercolesterolemia una mutazione genetica del DNA. Certo, fra un po' parleremo anche delle cure. Ho capito che ci sono anche farmaci di nuova generazione per cui si può comunque tenere sotto, come dire, su livelli accettabili il colesterolo. Ci chiedono per quanto tempo bisogna assumere le statine. Le statine, che sono la pietra miliare della terapia polipemizzante, che hanno dimostrato effetti protettivi da un punto di vista cardiovascolare, risultati benefici dal punto di vista cardiovascolare. Non c'è un limite, quindi più si fa una terapia a lungo tempo, a lungo termine e si è aderenti alla terapia, più si riduce il rischio di avere un evento cardiovascolare negli anni. Ecco, un'altra domanda che mi viene da porgerle è questa: se si hanno questi livelli alti di colesterolo, li si avrà per tutta la vita, quindi questi farmaci, queste cure saranno, come dire, per sempre, o ci sono dei periodi in cui magari si può staccare per 10 giorni e poi riprendere? È consigliabile? No, una terapia va fatta continuativamente, proprio perché quello che a noi interessa non è soltanto trovare durante la visita ambulatoriale in quel momento il livello basso di colesterolo, ma soprattutto nel tempo ridurre l'accumulo di colesterolo cattivo nei vasi, quello che si chiama carico di colesterolo. Pensi che se un bambino nasce con l'ipercolesterolemia familiare e quindi fin dalla nascita ha valori elevatissimi di colesterolo cattivo, il suo carico di colesterolo nel corso della sua vita sarà altissimo. Quindi i suoi vasi, le sue vene saranno messi sotto, come dire, sotto sforzo, o comunque potranno creare dei problemi anche in giovane età, quindi non quando si è anziani. C'era una signora che ha 54 anni e chiedeva per quanto tempo, ma ho perso il messaggio. Vabbè, andiamo avanti. Le vostre domande al 342 7455 005. Si parlava di nuovi farmaci. Quali sono questi farmaci e a chi sono diretti? Allora, quello che sta accadendo appunto nell'ambito delle terapie polipemizzanti io lo chiamo rinascimento delle terapie polipemizzanti, proprio perché negli ultimi anni sono emerse nuovi approcci terapeutici, nuove terapie, nuovi farmaci in grado di, in aggiunta alle terapie già praticate, di ridurre ancora di più il colesterolo cattivo. Parliamo fondamentalmente di due classi di farmaci, perché le statine sono da oltre 20 anni in commercio. In seguito, nei primi anni del 2000, è iniziato il commercio dell'ezetimibe,
Ma le nuove terapie nell'ambito dell'ipercolestemia sono rivolte a due specifiche target terapeutici. Uno sono gli inibitori di una proteina chiamata PCSK9 e riconosciamo degli anticorpi contro PCSK9 e un farmaco, e inoltre proprio uscito quest'anno, un farmaco che silenzia il gene di PCSK9. L'altro approccio farmacologico, l'altro farmaco è rivolto all'inibizione, al blocco di un enzima, e questo farmaco, di un enzima che sta nella via della sintesi del colesterolo, e questo farmaco si chiama acido benpedoico. Perfetto, sono ovviamente termini un po' complicati, ma chiaramente i medici sanno di cosa stiamo parlando, e sono dei farmaci che vengono prescritti dal medico curante ma su indicazione dello specialista. L'acido benpedoico può essere tranquillamente prescritto dai medici di famiglia. Per quanto riguarda gli inibitori di PCSK9 sono identificati dei centri di riferimento per la prescrizione. Al Garibaldi sono presenti 2 centri, uno di questi è il nostro, ma in Sicilia, a Catania, ci sono diversi centri per la prescrizione di questi nuovi farmaci. Certo, ho trovato il messaggio della signora che ha 54 anni, ci diceva che soffre di LDL alto rispetto all'HDL. Qual è la cura? L'abbiamo già appena detto, sono le statine. La prima cura sono sempre le statine. Esatto. Poi ci sono altre domande che rivolgerò al professore subito dopo la pubblicità. Una brevissima pausa. Ed eccoci rientrati in studio. Stiamo parlando di colesterolo alto, di livelli dell'LDL molto alti, definito colesterolo cattivo. 4 persone su 10 ne soffrono, quasi la metà non sa nemmeno di averli, e stiamo dialogando con il professore Roberto Scicali, che è responsabile del centro ipercolesterolemia dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Dunque, professore, sono arrivate nel frattempo tantissime altre domande. Una signora ci chiede se può assumere riso, soia, latte di riso, latte di soia, se questo può influire. Ecco, facciamo un piccolo focus sull'alimentazione. Quali sono i cibi da evitare e se davvero l'alimentazione influisce così tanto per quanto riguarda i livelli cattivi di colesterolo? L'alimentazione sicuramente gioca un ruolo importante nel ridurre, nel evitare l'aumento dei livelli di colesterolo cattivo e anche dei trigliceridi, ma in una paziente sicuramente è necessario fare un regime dietetico alimentare sano, seguendo soprattutto la dieta mediterranea. Per quanto riguarda evitare alimenti che facciano aumentare il colesterolo, sicuramente le fritture, i cibi ricchi di grassi, tutto ciò che sono briochine, robe varie, e soprattutto i formaggi. I formaggi stagionati fanno fortemente aumentare il colesterolo. Anche il parmigiano reggiano? Il parmigiano soprattutto è tra i formaggi stagionati. Infatti quando c'è il parmigiano 36 mesi. Eppure alle donne in menopausa i medici come dire, consigliano il parmigiano reggiano proprio per questioni di osteoporosi, eccetera. Quindi, in quei casi il latte. Il latte, ad esempio, che è un ottimo apporto di calcio. Quindi meglio evitare il formaggio stagionato. Non ha lo stesso impatto sull'aumento del colesterolo. E qui poi si aprono altri capitoli per chi invece ha problemi di lattosio, eccetera, e chi è intollerante. Qualcuno ci chiede, le iniezioni semestrali possono sostituire le statine? Cioè un'iniezione che dura 6 mesi e quindi non assumere quotidianamente le famose pilloline? L'iniezione di cui parla il telespettatore appunto rientra in uno di quei nuovi approcci terapeutici contro il PCSK9, ovvero il farmaco, il principio attivo si chiama Inclisiran, è entrato in commercio quest'anno in Italia e fondamentalmente la terapia prevede poi, dopo una prima puntura, 2 punture l'anno, perché la somministrazione è semestrale grazie al meccanismo d'azione, perché questo farmaco blocca, silenzia
è proprio un silenziatore del gene di PCSK9. Quindi queste punture sono indicate, diciamo, per chi ha la familiarità, per chi ha dei disturbi molto seri e comunque genetici. Sono indicate in chi soffre di ipercolesterolemia familiare o chi ha già avuto un evento cardiovascolare, ma tengo a precisare che queste punture non sostituiscono le statine, ma bensì vengono aggiunte a una terapia di base con statine ed ezetimibe. Professore, c'è una nostra telespettatrice che mi ha anche suggerito un altro tipo di domanda. Intanto le leggo quello che scrive la nostra telespettatrice. Ho l'LDL a 122, la curo con integratore di Berberol K, serve a qualcosa se riesce a mantenere entro i limiti? Ecco, parliamo degli integratori. In farmacia, nelle erboristerie ci consigliano il riso rosso fermentato, la monacolina K detta, la berberina. Ecco, sono efficaci quando magari i livelli di colesterolo non sono così alti, servono a qualcosa? E a proposito, c'è anche una famosa pubblicità di un chiamiamolo yogurt da bere, che suggerisce o ci invita chi ha il colesterolo ad assumere questo tipo di bevanda a base di latte per mantenere i livelli di colesterolo bassi. Ecco, sono solo pubblicità, non dobbiamo dare retta a tutto questo, oppure qualcosina la fanno, sono efficaci? Allora, io quello che dico sempre, perché molte volte mi capita anche durante le visite ambulatoriali che i pazienti facciano queste domande. Ora, una terapia ipolipemizzante, oltre a essere efficace nel ridurre i livelli del colesterolo cattivo, deve aver dimostrato la riduzione degli eventi cardiovascolari. Nessun integratore che viene dato in farmacia, in erboristeria, né tantomeno lo yogurt che si beve, hanno dimostrato un'efficacia nella riduzione degli eventi cardiovascolari, quindi di infarto, ictus, problemi alle arterie. Non hanno dimostrato. Tutt'al più, in alcuni pazienti, in cui dipende sempre dal rischio cardiovascolare di ogni paziente, in quei pazienti, magari quelli un po' più giovani, in cui il rischio cardiovascolare è veramente basso, è veramente minimo, è veramente nullo, in quei casi i livelli di colesterolo cattivo non sono così elevati, cioè intorno a 140 ad esempio, e sono soggetti giovani, in quel caso la terapia può essere concordata tra medico e paziente, ma solo in questi casi, sono veramente pochi, e optare anche, qualora i livelli di colesterolo appunto non sono alti, optare per una terapia con un integratore. Quindi in soldoni, quello che dice il professore è: consultate sempre il vostro medico, perché è solo lui che può stabilire se è il caso di ricorrere ad un integratore e non procedere direttamente con le statine. Tutto dipende dal vostro stile di vita, dall'età, dal rischio che avete di poter incorrere in infarti, ictus, malattie di questo genere. Quindi sarà il medico a dire, quindi non lasciamoci incantare dalle pubblicità che vediamo in televisione, perché chiaramente lo scopo è quello commerciale e quindi non terapeutico. Ecco. Esatto. Credo di aver riassunto in parole semplici il discorso. Floriana ci dice: mia madre non solo soffre di colesterolo ma anche il diabete. Sono due patologie che vanno a braccetto o non c'entrano nulla l'una con l'altra? No, purtroppo sono due patologie che vanno a braccetto, in quanto il paziente che soffre di diabete è anche caratterizzato da una grave forma di dislipidemia, di ipercolesterolemia, in quanto aumentano proprio sia le LDL che i trigliceridi e si riducono le HDL, il cosiddetto colesterolo buono. Infatti il paziente diabetico va fortemente incontro a infarti, ictus, proprio perché il problema alla base, oltre che il livello il problema del diabete, il problema principale poi è le anomalie, le alterazioni del profilo lipidico, dei livelli di colesterolo. Quindi queste persone devono stare molto attente e mantenere bassi sia i livelli di glicemia che quelli di colesterolo, perché sono soggetti più a rischio, diciamo, di certe patologie. L'uso delle statine, ci chiedono, a lungo andare può creare problemi ai muscoli e ai tendini? È Giuseppe che ce lo chiede.
Allora, le terapie statiniche si è dimostrato da diverse meta-analisi, da diversi studi, sono terapie sicure ed efficaci, soprattutto è ciò che è un punto importante, che una terapia è efficace e soprattutto sicura. Una minor percentuale di soggetti, in Italia è stato fatto uno studio dalla Società Italiana di Aterosclerosi, di cui io faccio parte, è stato condotto uno studio in cui si è visto che in realtà il 3% della popolazione italiana può avere problematiche di crampi muscolari associate con l'utilizzo delle statine, con alcune tipologie di statine in realtà, non con tutte. Ma in questi soggetti che soffrono di crampi, quindi soprattutto sono problemi di crampi muscolari, difficile avere problemi ai tendini. Si può ovviare in qualche modo? Sì. C'è qualcosa che può evitare questo disturbo di crampi notturni, soprattutto molto dolorosi? Sì. Si può evitare in due modi, o provando a sostituire la statina, o ridurre il dosaggio, o aggiungere altre terapie in questi pazienti che sono intolleranti. Qualora il paziente viene etichettato come non tollerante alla statina, ci sono altre terapie, tra cui l'ezetimibe e soprattutto la nuova terapia, l'acido benpedoico. È stato fatto proprio uno studio sull'efficacia di acido benpedoico nei pazienti intolleranti alle terapie statiniche e ha dimostrato una riduzione degli eventi cardiovascolari. Esatto. Un'altra domanda, sono tantissime, stiamo cercando, almeno sto cercando di soddisfare un po' tutti, ma non è facile. Qualcuno ci chiede che il proprio medico gli ha detto che i farmaci per il colesterolo si possono prescrivere solo una volta l'anno e deve comprarli a pagamento. No. Non è assolutamente così. Probabilmente il nostro telespettatore ha capito male o non si è capito bene con il proprio medico, perché se si ha la patologia è chiaro che c'è la rimborsabilità. Anzi, stiamo parlando proprio di cure che sono per tutta la vita, perché il colesterolo purtroppo è una malattia cronica. Ecco, non ci sono studi che ci possono, come dire, che possiamo lasciare ai nostri telespettatori con una speranza, cioè quella con un po' di ottimismo. Ci sono degli studi che forse siamo lì per dire che si trova la chiave per eliminarlo, per guarire per sempre? Ci sono in corso degli studi di genomica, terapie mirate proprio al blocco dei geni deputati all'aumento della produzione di colesterolo. Soprattutto c'è in corso uno studio che al momento è stato effettuato sui topi, ovvero un vero e proprio vaccino contro questa proteina PCSK9, di cui al momento ci sono anticorpi e il silenziatore, l'inclisiran, 2 punture l'anno. C'è uno studio in corso, al momento uno studio che è stato fatto appunto solo sui topini, che mira a vedere il blocco mediante vaccino della proteina PCSK9. Ma questo è quindi il buona futuro. Notizia. Il futuro, questo è il futuro. Ci lascia con una speranza in più per guarire definitivamente dal colesterolo, ma ancora ci vuole un bel po' di tempo. Il nostro telespettatore ha corretto il tiro, perché qui si era capito che erano le medicine, invece lui sostiene che il medico gli dice che le analisi al sangue per controllare il colesterolo si possono prescrivere, non ovviamente con una certa frequenza, ma una volta l'anno. Io devo dire che i medici curanti sono molto attenti e hanno gli occhi puntati sulle spese sanitarie, quindi capisco anche i medici curanti. Allora in realtà la questione è questa, le analisi per il colesterolo in soggetti che non soffrono di colesterolo, che al momento ancora non sanno di soffrirne e che non hanno l'esenzione per la patologia, è vero, una volta l'anno. Quindi ha ragione il suo medico. Ma se il paziente soffre di ipercolesterolemia, già prende una terapia e ha quindi la patologia, le analisi si devono fare al momento prima di iniziare la terapia, dopo
2 o 3 mesi della terapia e se va tutto bene poi si fanno una volta l'anno le analisi. Certo, per aggiustare, per vedere Esatto. se la terapia è giusta, Esatto. se sta dando i risultati sperati. Quindi fidiamoci dei medici di famiglia. Grazie al professore Grazie a Roberto Scicali, grazie a quanti ci hanno seguito e grazie anche ai colleghi che hanno permesso questa trasmissione, che ci hanno seguito dalla regia. A tutti e alla prossima volta. Buon pomeriggio e ben ritrovati al nostro Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di madri, molto spesso nel luogo comune dipinte come sempre felici, solo per il fatto di essere madri. Eppure non sempre è così. In fondo la maternità, per dirla con una canzone, è fatta spesso di donne dolcemente complicate. Parliamo di questo oggi nel nostro Focus, traendo spunto anche da una notizia di agenzia di ieri, per la quale il governo nel 2024 sta pensando a una nuova figura professionale, quella dell'assistente materna. Di cosa si tratta? Di cosa veramente hanno bisogno queste neomamme? Beh, ne parliamo con le mie ospiti di oggi. Intanto in studio saluto la collega giornalista Giorgia Landolfo. Buon pomeriggio, estremamente legata all'argomento e scopriremo anche perché, ma è, oltre ad essere una penna davvero sopraffina, anche una insegnante di yoga. Ha trovato proprio nello yoga un viatico, no? Sì. Per poter anche dare alle neomamme o alle future mamme una strada per un equilibrio, mettiamola così. Sì. Parleremo di questo, ma lo faremo anche con un'altra esperta, una di quelle figure che noi trasmettiamo dalla città di Catania. A Catania lei è un riferimento assoluto per tante neomamme. Saluto Grazia De Fiore, consulente professionale in allattamento. Buon pomeriggio, Grazia. Salve, ciao, grazie dell'invito. Grazie, allora diamoci del tu con Grazia, che è un ingegnere, ma che poi ha trovato, insomma, nel mondo, no, dell'allattamento e anche di questa fase delicatissima della vita delle donne una realizzazione personale, umana e anche professionale, insomma. Quindi non ingegnere, ma Grazia, va bene così? Grazie, sì. Allora, il governo sta pensando, partiamo dallo spunto, sta pensando a una nuova figura professionale, la cosiddetta assistente materna. Che figura sarà questa assistente? Sarà una donna? Penso presumibilmente una donna, non necessariamente laureata, ma una donna che avrà seguito un corso di 6 mesi. Potrà vivere all'interno anche delle problematiche del nucleo familiare, ma con una particolare attenzione al materno. Che figura è questa e ne abbiamo davvero bisogno? Partiamo dalla collega. Allora, a me già, Roberta, ti dico, mi lascia in dubbio il nome, assistente materna, come se il lavoro di cura, quando arriva un figlio in casa, appartenesse soltanto alle donne, soltanto alle mamme. Perché non si parla di un assistente familiare? Perché è come se ancora ci fosse uno squilibrio nel considerare il lavoro di accudimento e il lavoro di cura solo al femminile. Prendiamo 2 donne, perché nella proposta di legge si parla di una donna, non capiamo bene che tipo di formazione avrà. 6 mesi sono davvero pochi per una materia così complessa come quella della maternità. Prendiamo 2 donne, passami il paradosso, e le chiudiamo in casa. Sarà utile? Sarà davvero utile alla famiglia? Forse ci servono altri supporti, forse ci servono riferimenti professionali specifici, forse le mamme cercano da una parte autonomia e dall'altra risposte professionali precise. Non appiattirei l'argomento neanche quando si parla di salute mentale delle neomamme. Si parla tanto di baby blues oppure di depressione postpartum. In questi casi servono figure professionali specifiche. La proposta parla di come gestire i singhiozzi e i bagnetti.
diritti, diciamo che abbiamo bisogno di ben altro, diciamo che la complessità della maternità risiede in altro. Allora, volevo anche una opinione di Grazia De Fiore. Allora, io faccio questo lavoro da circa 25 anni. Devo dire che fondamentalmente le donne hanno bisogno di certezze, hanno bisogno di essere accompagnate nella crescita dei loro bambini con delle risposte professionali. Spesso il pediatra, sappiamo tutti che è la figura di riferimento, ma magari non c'è sempre il tempo, non c'è sempre il pediatra con cui entri in feeling, no? Inizialmente le donne avevano una grande rete di supporto familiare, adesso c'è ancora, forse più a sud che al nord. Magari questa proposta di legge vuole un po' eliminare quella solitudine post-parto che la donna ha, però mi chiedo se hanno fatto una piccola indagine preliminare per magari comprendere quali sono le effettive esigenze di una donna nel post-parto. Che insomma servirebbero, come si diceva, ben più di 6 mesi. Sì. È un argomento delicato, è un argomento che sfiora, no? Anche le problematiche legate, come diceva anche Giorgia, a una maternità vissuta in modo dirompente, complicato, assolutamente disallineato rispetto alle prospettive, no? La gravidanza porta con sé una serie di speranze, ma forse anche una idealizzazione di quella che poi sarà la propria vita una volta nata quella creatura. Spesso è stridente l'ideale con il reale e far fronte a questa difficoltà è veramente cosa davvero complicata. Immagino insomma che Grazia, oltre ovviamente alla sua attività, oltre ad occuparsi di questa fase importantissima che è l'allattamento, che anche quella richiede una serie di informazioni che sembrano a molti dall'esterno, dicono vabbè, ma che sarà mai, uno allatta, non ci vuole niente, no? Ecco, invece non è esattamente così, ci si trova di fronte a una serie di problemi, ma probabilmente avrà toccato con mano anche quella sottile linea di demarcazione che porta a problemi più importanti, no? Sì, problemi principali sono quelli di non avere uno spazio in qualità di donna madre nella nostra società, nel senso che non è tanto un aiuto nel postparto che ok, può arrivare dalla famiglia, arriva in diversi modi, però dobbiamo tener conto del fatto che la donna in generale nel postparto scopre di avere questo bambino, l'impegno che ha, e la nostra società non viene in aiuto, non ci sono adeguati spazi per mamma-bambino, come in altri paesi facciamo spesso riferimento agli altri paesi, però magari evitiamolo, però è vero che non ci sono molti spazi mamma-bambino, ma non c'è anche la facilità all'asilo, i tempi per una donna nel postparto per occuparsi del bambino sono brevi. A volte magari la mamma vuole rientrare al lavoro, non c'è dubbio, però è anche vero che forse vuole un po' più di tempo prima di riorganizzare la nuova vita con questo bambino con sé. Certo, allora io direi che molto spesso i libri, come insomma l'arte in generale, possono venire anche in soccorso, no? E possono anche permetterci di capire con un'immagine, con una battuta alcune problematiche. Lo ha fatto anche il cinema su questo delicato argomento con un film che si chiama Ninna Nanna. Ne vediamo una parte, un trailer, e poi ritorniamo insieme. Ti presenti la tua meravigliosa e bellissima mamma. Sei femmina, Celeste, ti piace? Tu sei la figlia più bella che io non ho mai avuto. Però non è male la mamma. Stai bene, ma che ne pensi di qualcosa di più pratico? Mi vedo brutta. Niente lavoro, niente vita sociale. E poi ci sei tu. Hai un marito meraviglioso, una figlia bellissima. Che cosa vuoi di più? Tua madre come sta? Secondo me altri 2 o 3 anni e poi si suicida. Suicida dove? In macchina. Sì, vabbè, in macchina. Non sei tu la bambina, tu sei la madre. La voglio ammazzare la tua figlia! Non ce la faccio, non ce la faccio! Non ce la faccio! L'importante nella vita non è fare quello che si vuole, è volere sempre ciò che si
stipendio. Lo sai chi lo dice? La mia mamma. Che cosa vuoi di più? Hai un bel figlio, un bel matrimonio, hai magari dei beni, sei una casa, e quindi non sei autorizzata a stare male. Ecco, succede a tante donne e forse di questo si parla davvero poco. Sì, si parla poco di quanto questa trasformazione abbia in sé l'amore, ma anche il perdere un po' una parte di te stessa. Nel mio caso io, quando sono diventata mamma, ho perso il mio lavoro. Ho perso il mio lavoro e tutti mi dicevano, vabbè, avrai il tempo di recuperarlo, non è proprio così Perché Giorgia semplice. Landolfo, giornalista, peraltro, ripeto, penna straordinaria, ma insomma avremo modo di parlarne in altre occasioni, ha perso il lavoro perché sarebbe diventata madre. Perché? Io ero giornalista in una redazione con un contratto a termine che è scaduto 20 giorni prima della nascita di mio figlio. Ho lavorato fino a 20 giorni prima, poi Riccardo è nato e avevamo un accordo verbale per cui io potevo tornare in redazione circa 4-5 mesi dopo dalla nascita di Riccardo, in modalità part-time, quindi con la riduzione oraria dell'allattamento, in smart working i primi mesi. Quando Riccardo aveva 1 mese e mezzo mi hanno chiamato dicendomi che dovevo tornare velocemente, dovevo tornare in full time e dovevo tornare non in smart working. O così o sei fuori. Mi hanno messo davanti a un ricatto. Quando io mi sono ribellata, la risposta è stata: vabbè, ti diamo una cosina da fare, non farai attività giornalistica, farai dei redazionali. Quindi mi hanno proposto un demansionamento e io ho rifiutato. E quindi insomma equivale ad aver perso il lavoro per questo motivo, Esatto. Cosa che succede regolarmente in Italia, Grazia, no? Sì, molto spesso le donne si trovano di fronte alla rinuncia del lavoro perché hanno tutta un'organizzazione che sta intorno alla nascita del bambino che non corrisponde poi con la richiesta del lavoro, no? Io oggi dicevo durante un corso nella mia sede, molto spesso in Italia, se abbiamo un datore di lavoro e 2 possibilità di assumere 2 persone, un uomo e una donna con le stesse mansioni, magari l'uomo è mediocre, la donna è eccellente, se entrambi in età fertile, diciamo sposati e con la possibilità di avere un bambino, viene scelto l'uomo anche se è mediocre. Questo penalizza moltissimo le donne che ritardano un po' la maternità, che prima cercano di avere una sistemazione eventuale per poter lavorare, o molte donne perdono il lavoro per questo motivo. Quando io mi occupo molto di allattamento, la promozione dell'allattamento in tanti paesi parte a monte da uno Stato che consente alla donna di avere un tempo per il bambino. Noi ne abbiamo veramente poco e un po' guardando anche dall'altro lato, il datore di lavoro è penalizzato e anche chi poi lavora è penalizzato, cioè è una struttura che manca a monte. Diciamo è una trama Sì. di carenze, mettiamola così, no? Sì, sì, Ecco sì. che chiaramente. Bene, allora noi ci fermiamo adesso, c'è una pausa pubblicitaria e poi parleremo di queste donne che hanno bisogno di aiuto, perché in circostanze nelle quali tutto ti sembra difficile, no? E non si può certo tornare indietro quando vedi una creatura lì vicino a te, c'è bisogno di aiuto quando si sta male. Ci fermiamo e torniamo tra poco. Seconda parte del nostro focus, parliamo di madri in difficoltà. Allora, tante situazioni sommerse, tante situazioni che emergono. È sempre bene che le situazioni emergano, giusto? Cioè che ci si trovi di fronte a un punto nel quale una madre che ha una difficoltà, noi diciamo in gergo, vabbè, è una depressione postpartum, banalizziamo spesso, no? Con la terminologia, però è molto importante che se ne abbia coscienza e che si parli. Questo credo che debba essere un invito anche a persone che magari in questo momento ci stanno seguendo, che hanno una sofferenza, che non hanno paura anche forse di dichiarare, perché c'è anche molto pregiudizio rispetto alle madri che stanno male. Sì, bisogna chiedere aiuto. Se stiamo male dobbiamo chiedere aiuto.
tirarci fuori da quell'idea da quel binomio amore-sacrificio che non appartiene più alle relazioni in generale, ma è molto legato alla relazione materna. Sei una brava mamma se ti sacrifichi, se ti annulli. L'annullamento dovrebbe essere un campanello d'allarme, uno di quei campanelli d'allarme che ci fa comprendere che abbiamo bisogno di chiedere aiuto. Una mamma, può essere professionista, può essere amica, è giusto che vengano coltivati tutti gli spazi. È chiaro che nel primo periodo si è molto mamme, ma se c'è il supporto giusto, il supporto come quello che dà grazia, l'allattamento è un argomento essenziale. Le mamme, Roberta, adesso vogliono allattare, ma si ritrovano circondate da falsi miti, da pregiudizi, da giudizi sull'allattamento. Ad esempio, allattare e lavorare si può fare. Ecco, grazie. Appunto, parliamo proprio di questo tema, visto che parliamo anche di donne al confine, no? Di difficoltà poi complicate da recuperare. Anche l'allattamento può essere un problemone nella testa di una mamma in difficoltà, no? Può diventare non la sentiamo? Nel momento in cui... Come? Ora ti sentiamo, vai, grazie. Ok, se una mamma decide di nutrire il suo bambino con il seno ed è in difficoltà, lei vive in maniera molto forte il problema, perché il suo desiderio è nutrirlo e nello stesso tempo la grande responsabilità. Io credo che forse è la prima cosa che io leggo nelle donne in generale, no? Questo diventare mamma uguale diventare molto responsabile. Sono responsabile del nutrimento, sono responsabile del cambio pannolino, del ruttino, di tutto quello che vogliamo e molto spesso ci coglie anche un po' impreparate. Quindi è vero che che può essere necessario un aiuto, però la donna di oggi ha tanto bisogno di risposte concrete. Se io ho un problema con l'allattamento, oggi mi raccontava una mamma che è stato suggerito di vedere un psicologo in questo caso. Beh, ho un problema nell'allattamento, non riesco ad attaccare il mio bambino, ho più un problema tecnico. Diciamo che ogni ruolo ha uno spazio importante, perché tutto è importante, tutte le professioni sono importanti, però è vero che c'è un aspetto, io parlo del mio settore tecnico, che va risolto. Se un bambino non beve da sua madre deve esserci un motivo, bisogna capire come fare a attaccarlo. E la mamma lo vive come come un problema suo, come se lei è la causa, perché come diceva Giorgia prima, sei mamma, devi essere brava, devi saper fare tutto, no, non è così, ok? E quindi si sente responsabile se qualcosa non funziona, piange di notte, non riesce a mangiare, non fa la cacca, tutto poi lo riversa un po' sulla sua non competenza, come se non avesse lei le capacità. Ma questo è anche legato a una banalizzazione no, da parte di una società che ancora probabilmente è legata a uno stereotipo di quello che... No, assolutamente. Forse ecco, dovremmo cercare di strutturarci piuttosto che con questi assistenti, delle quali per carità non voglio dire nulla perché magari risolveranno alcune situazioni, però forse abbiamo bisogno intanto culturalmente di renderci conto che è cambiato tutto, che è cambiata la maternità, che sono cambiate anche le figure di riferimento, no? Rispetto a, diciamo, a quando magari sono nate le nostre madri, c'era questa corte familiare che dava un sostegno. Adesso è tutto molto più complicato, quindi è cambiato il modo di esserlo, ma dovrebbe anche esserci una strutturazione e una cultura diversa, anche per non giudicare in modo facile queste madri. Ma anche come tu dicevi prima, è molto importante un po' sfatare questo mito anche poco fa quando guardavamo il video, sei mamma, hai un bambino, hai un marito, hai tutto. Hai tutto. Non è così, ci sono altre ambizioni nella vita, ce ne sono tante, no? Ecco, l'allattamento può diventare un ostacolo, no? Una difficoltà, può accentuare uno stato di depressione, uno stato di sensazione di fallimento, no? Potrebbe essere. Quali potrebbero essere anche gli altri fattori che possono portare al down, no? Al giù di una mamma? La privazione del sonno, io me la ricordo come una vera tortura. Ecco, Giorgia, diciamolo perché una tortura allora, vera. Con la collega ci siamo sentite prima. Giorgia ha vissuto
vissuto da mamma di un bambino bellissimo dei momenti molto difficili, e dico sempre che le donne che hanno vissuto questi momenti, e mi permetto di dire come la sottoscritta, hanno il dovere di raccontarlo, perché si possa fare, come dire, si possa dire non sei sola, ci sono passata, sono situazioni che ho vissuto. Quindi Giorgia è passata attraverso la grave privazione del sonno, che è qualcosa di devastante. Sì, è uno strumento di tortura vero, certo, cioè, che ti fa perdere completamente la lucidità, oltre che la forza. Io avevo un bimbo, oggi li chiamano forse ad alto contatto, no, era un bimbo che voleva stare sempre in braccio, era un bimbo che mangiava tantissimo, richiedeva tantissimo e dormivamo veramente poco. Questo nel tempo mi ha fatto perdere la lucidità, mi ha rinchiusa sostanzialmente in casa, perché lui piangeva molto, piangeva tantissimo, e devo dire che l'allattamento all'inizio per me è stata una difficoltà, ma poi con il supporto specifico, professionale e anche con il sostegno emotivo, ma prima di tutto ci tengo a dire professionale, il supporto di Grazia per me è stato un supporto professionale ed emotivo, superate le difficoltà tecniche che esistevano e di cui nessuno si era accorto, è stato poi uno strumento di grande connessione e grande tranquillità, quindi non mi ha tolto, mi ha dato energia per Restiamo continuare. però dell'idea che il sonno non si recupera. Il sonno non si recupera. Adesso che dorme sono molto felice. Allora, grazie. È anche vero, conoscendo entrambe le vostre storie, che il vostro era un problema del sonno. Sì. Molte volte io nei tanti percorsi ho anche studiato il sonno dei bambini, perché allattamento e sonno sono strettamente connessi, no? E in verità abbiamo anche là dei miti, l'idea che dorma tutta la notte continuativa. Nel vostro caso, conoscendo le storie, so bene che era quasi una patologia, cioè è ben altro, d'accordo? Però devo dire che anche là ci sono grandi aspettative, non puoi pensare che lo metti a letto alle 8 e si sveglia alle 8 del mattino. Prepariamo un po' il terreno di una mamma, facendo capire anche che comunque qualche risveglio c'è, ma non è... Grazie. Quali sono i luoghi comuni sull'allattamento che cerchi di sfatare insieme alle tue mamme? Il primo tra tutti, però ecco, te lo pongo un po' da entrambe le parti. Il primo tra tutti è che tutte le donne hanno il latte e contemporaneamente c'è chi ha il latte e chi non ce l'ha. Questo è un grande gioco, perché da una parte tutte ce l'hanno il latte, però manca la cosa più importante da dire, che il latte va mantenuto, che ci vuole un lavoro affinché questo latte rimanga lì e possa soddisfare il bambino. Quindi non è vero che tutte le donne hanno il latte, sì, è vero che tutte le donne hanno il latte, ma per averne a sufficienza per il tuo bambino ci vuole altro. Ok? Questo è uno dei tanti miti. Poi il mito più banale, e io dico sempre, ma in 25 anni com'è che nessuno ha ancora cambiato questa cosa, è non puoi mangiare questo, non puoi mangiare quello, ecco. Attento al bambino fa male. No, bevi birra che hai più latte, quella è un'altra stupidaggine. Anche quello è un mito, poi l'alcol non ci pensa nessuno se fa male. Però a volte dico, una volta è arrivata una mamma e mi ha detto: mi hanno vietato i frutti gialli. Mi hanno vietato i frutti rossi, cioè va a colori, no? Ogni tanto va a colori. Diciamo non ci sono divieti in questa o consigli particolari. Invece, pazienza. Torniamo a un altro argomento che riguarda proprio la collega giornalista, che in questo caso si è innamorata dello yoga, ma non a caso. Che cos'è questo yoga insegnato alle donne che devono partorire e alle donne invece che hanno partorito? Che tipo di viatico, come dicevo prima, per l'equilibrio è realmente? Allora, io ero già un'insegnante di yoga. Negli anni in cui sono rimasta a casa ho studiato lo yoga in gravidanza, ho studiato lo yoga, l'assistenza la preparazione al parto e al postparto. È uno strumento validissimo per abbassare i livelli di stress, di tensione.
per cercare di ricaricarsi. Io nei miei corsi unisco gli strumenti yogici alla mia attitudine comunicativa, informativa, quindi cerco di informare le mamme sfatando i falsi miti, cercando di dare le informazioni corrette, suggerire a volte anche il professionista necessario per quel tipo di problema. Sul parto c'è il buio, Roberta. Si crede che il parto sia qualcosa di esclusivamente medico, invece la mamma può prepararsi e lo yoga in gravidanza ad esempio ci aiuta a prepararci fisicamente ed emotivamente ad un momento che è potente ma che ci appartiene. Allora, visto che l'argomento è fantastico, io spero di poterlo riprendere con l'ausilio di Grazia, che è, come dire, una luce per tante mamme. Ricordo personalmente che avevo l'idea che alcune figure fossero un po' di luce ed erano quelle figure che pian pianino hanno aiutato ad uscire fuori da un periodo difficile, quindi che tu sia luce per molte mamme è un conforto assoluto. E ne parleremo ancora, parleremo di donne, di gravidanza e purtroppo anche di fatti piuttosto spiacevoli, perché purtroppo si muore ancora di parto in Italia e Giorgia è l'autrice di un libro che verrà alle stampe non fra moltissimo e del quale spero avremo il piacere di parlare insieme. Ripercorrerai una storia vera. Sì. Catanese, puoi lanciarlo brevemente e poi salutiamo. Racconterò la tragica storia di Valentina Milluzzo e parlerò dei rischi legati al parto, ma anche di quanto è importante informarsi su questo argomento e su quanto si stia facendo tanto in Italia. Benissimo, allora grazie per essere state con me, con i nostri telespettatori, e grazie a De Fiore e a Giorgia Landolfo. Il nostro focus finisce qui, ma tornerà domani con un altro argomento. Grazie. Buon pomeriggio, bentrovati, è il momento del nostro approfondimento quotidiano, il Sicilia 24 Focus, che oggi dedichiamo interamente a Lampedusa, alla situazione sull'isola, all'accoglienza sull'isola e non solo. Vi faremo sentire anche tante voci, soprattutto delle testimonianze. Per fare questo ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Lampedusa, Luca Ciliberti, che da stamattina ci ha raccontato che sono ricominciati gli sbarchi dopo diciamo quasi una settimana di assenza di arrivi, di approdi, e con il centro di con il centro di Contrada Imbriacola praticamente vuoto, sono ritornati di nuovo i migranti. E allora andiamo subito a Lampedusa da Luca Ciliberti. Buongiorno Angelo e buongiorno ai telespettatori di Telecolor. Lo abbiamo raccontato anche all'interno dei nostri notiziari. Oggi abbiamo scelto questo punto per i nostri collegamenti perché è un punto simbolico. Questa alle mie spalle è la porta d'Europa, la porta che sta inquadrando il nostro operatore Massimo Ceraulo, è il punto più a sud d'Italia. Questa porta si affaccia sul mare che da 30 anni a questa parte vede arrivare barchini dal nord dell'Africa, barchini carichi di persone, di storie umane, di bambini, di donne che cercano di scappare dalle guerre, che cercano una vita migliore, che cercano così di vedere e di toccare con mano questa Europa che viene raccontata in Africa, ovviamente. E allora si arriva qui perché questo è il punto di primo approdo, Lampedusa, l'isola di prima accoglienza. Su quest'isola tanti abitanti hanno provato sulla loro pelle cosa significa salvare delle vite umane, hanno provato sulla loro pelle cosa significa abbracciare, dare da mangiare a chi ne ha necessità. Questa porta dell'Europa alle mie spalle ha il porto che da un lato è un porto commerciale dove arrivano ovviamente
le navi cariche dei beni, dei viveri di prima necessità, ma dall'altro lato c'è il famoso molo Favarolo, che nel frattempo chiedo alla regia di risistemare il ritorno perché mi arriva una eco davvero fastidiosa, non riesco a continuare il dialogo. Ecco, mi levo anche le cuffie. Allora, dicevo, da questo lato, insomma, dietro di me c'è il molo Favarolo, che abbiamo imparato a conoscere proprio perché le cronache ce l'hanno riportato come il punto di sbarco, il punto di arrivo, dove vengono portati da chi soccorre in mare, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto o anche le ONG che fino a qualche mese fa navigavano in questi mari, portavano i migranti che salvavano appunto in questa zona di Mediterraneo. È un racconto che facciamo oggi qui da Lampedusa perché molto spesso vedere e toccare con mano questi posti, farli vedere anche ai nostri telespettatori, diciamo con la nostra prospettiva, con la nostra ottica, racconta anche una realtà siciliana che molto spesso noi non conosciamo. Allora, grazie a Luca. Intanto a proposito delle testimonianze, perché abbiamo raccolto, hai raccolto nel corso di questi giorni che sei stato sull'isola diverse testimonianze. Adesso ne andremo a vedere due. La prima è quella di Franco Tuccio, che è un falegname che si è dedicato alla costruzione di alcune, anzi delle croci in legno, proprio con il legno, la legna che viene dalle barche dei migranti. Sentiamo questo primo contributo. Ho cercato di questa materia trasformarla in una situazione in cui volevo dare una voce, no? Da Lampedusa tramite questa croce. La croce per me è una situazione anche di rinascita, la resurrezione, no? Allora per me era dare, attraverso questa croce, dare vita a qualcuno che non... Questo messaggio poi alla fine è passato, perché stiamo vedendo qua insomma tante foto, no, che raccontano anche questo tuo messaggio. Sì, no, il messaggio è arrivato in tanti posti del mondo e sinceramente è stata una bella cosa, diciamo, perché abbiamo portato anche questo fuori da Lampedusa, no? Ecco, questo cos'è per esempio? La croce al British Museum? Sì, questa è una croce che è al British Museum Londra, che è permanente lì, che racconta la storia dell'immigrazione. Mi hanno contattato nel 2015 in cui loro volevano una croce da Lampedusa per raccontare la storia, cioè la vera problematica dell'immigrazione attraverso due pezzettini di legno, e questa è una reliquia secondo me, e io la interpreto sempre così. Questa è una testimonianza, come avete visto, di Franco Tuccio, falegname di Lampedusa, che ha praticamente trovato un modo per fare conoscere quella che è la disperazione intanto dei migranti, ma anche far arrivare al mondo quello che è il tema per l'appunto della immigrazione. Prima di tornare da Luca Ciliberti, vediamo l'altra faccia però di Lampedusa, nel senso che in questi giorni, in queste settimane ci sono state delle manifestazioni. Per la prima volta dopo decenni Lampedusa in qualche modo ha voluto fare sentire la sua voce, perché teme che possano essere installate, che possono essere costruiti nuovi centri di accoglienza, come uno di questi potrebbe essere un CPR. E noi abbiamo sentito Giacomo Sferlazzo, che è uno degli animatori per l'appunto di questa protesta. Sentiamolo. Non vogliamo che Lampedusa diventi un'isola carcere o un'isola militare. E quello che ho capito è che si parla di un CPR e di un centro per migranti. Ora, può essere che io mi sbagli. Quello che chiediamo è, per levare ogni dubbio, nominate quali sono queste strutture. È un CPR? È un centro per minori? È un hotspot? Invece di fare questa serie di rimandi incomprensibili ai più,
siate chiari e dite noi vogliamo fare questo piuttosto che quello. E poi facciamo due proposte, uno è un tavolo tecnico per la regolarizzazione urbanistica e commerciale dell'isola e l'altro è una richiesta di risarcimento danni per i danni subiti da questo popolo da 30 anni a questa parte. Un pensiero chiaro, quello di Giacomo Sferlazio. Allora torniamo noi di nuovo sull'isola di Lampedusa. Vedo delle immagini che ci arrivano per l'appunto, grazie anche al contributo dell'operatore Massimo Ceraulo. Vado di nuovo da Luca Ciliberti. A te Luca nuovamente la linea. Le raccontiamo queste testimonianze perché sono due volti, no, di Lampedusa, il volto accogliente, il volto di chi vuole continuare ad accogliere le persone in difficoltà, i migranti, perché il popolo di Lampedusa è un popolo che nasce pescatore, è un popolo che vive di pesca, oggi ancora di più di turismo, ma insomma l'anima, la vocazione è quella del mare. Dall'altro lato però la gente è stanca ovviamente di vedersi addosso, di dover pagare sulla propria pelle, con i propri soldi, questo prezzo altissimo dell'accoglienza. Franco Tuccio ve lo raccontiamo chi è Franco Tuccio. Franco Tuccio è un falegname che ha una falegnameria poco fuori dal centro, aveva appunto fa mobili per la casa, lui di mestiere. Che cosa è successo nella sua vita? 10 anni fa, nel momento più tragico del fenomeno migratorio in Italia, quando a Lampedusa arrivarono migliaia e migliaia di migranti proprio dal Nord Africa, un po' come quello che è successo qualche giorno fa, sempre qui a Lampedusa, diciamo, Franco Tuccio è stato mosso da un senso forte di accoglienza, ma di rabbia, ce l'ha raccontato proprio lui nella sua testimonianza, di rabbia perché tutti i lampedusani si sentivano le mani legate. Pensate, oggi c'è quel centro di accoglienza che vi abbiamo mostrato e magari mostreremo anche più avanti con le immagini che abbiamo girato, anche queste in esclusiva perché siamo entrati dentro questo centro, ce lo ha permesso, come dire, gioco forza la situazione, no? Ti volevo dire, non parlo perché prima ero aperto. Adesso più tardi lo vedremo, lo dico anche ad Angelo e alla regia, però diciamo che è successo? Quel centro d'accoglienza non c'era. Quel centro di accoglienza, dicevo, non c'era, non esisteva, non era così organizzato come è organizzato oggi dalla Croce Rossa, che ha potuto smistare 11-13 mila tra arrivi e trasferimenti. Franco Tuccio, come tutti i lampedusani, ha visto questa marea di uomini e donne arrivare anche per le strade del centro di Lampedusa. Li hanno sfamati, qualcuno è stato ospitato in casa per qualche giorno proprio perché c'era la necessità, avevano la necessità questi uomini, queste donne, soprattutto i bambini, di essere aiutati dopo una lunghissima traversata. Franco Tuccio, mosso da questo senso di rabbia, ha scritto al prete di Lampedusa dicendo: guarda, dice, io dobbiamo fare qualcosa per arrivare all'opinione pubblica, per arrivare a chi ci può aiutare. Io faccio il falegname, dice, guarda, ho recuperato qualche pezzo di barca di questi che vengono lasciate, perché se il nostro operatore può girare poco la telecamera, vedete là in fondo, ecco, c'è Cala Francese, un'altra delle calette dove i migranti arrivano appunto venendo dal Nord Africa, perché sono delle scogliere un po' più basse, arrivano e lasciano questi barconi in giro, girando per l'isola di Lampedusa, ce ne sono tantissimi, lasciati lì a marcire. Lui che fa? Ogni fine settimana gira con suo figlio piccolino, con la famiglia, a raccogliere questi pezzi di barca. Ne aveva raccolto qualcuno e ha detto: sapete che c'è? Faccio delle croci. Ha fatto una prima croce, l'ha messa in uno scrigno e l'ha consegnata al prete. Il prete l'ha consegnata al vescovo allora di Agrigento. Il vescovo di Agrigento, in udienza con Papa Francesco, ha consegnato questa croce in udienza privata. Papa Francesco, pensate, ce l'ha raccontato lui stesso, pensava che Lampedusa non fosse Italia. Si è accorto
anche lui di questo senso di accoglienza dei lampedusani, e lui infatti la sua prima uscita la fece dopo appunto l'elezione al Soglio Pontificio, la fece proprio qui a Lampedusa. Da allora queste croci arrivano in tutto il mondo, è un senso di appartenenza forte a Lampedusa, ma è un senso anche di solidarietà, un segnale che si dà a ogni latitudine del mondo per dire: guardate che qui sbarcano i migranti, guardate che qui c'è della povera gente che cerca un futuro migliore. Giacomo Sferlazzo invece, Giacomo Sferlazzo è un altro attivista, uno che lavora qui a Lampedusa, che lavora anche con il mare, anche lui mosso da un senso di rabbia dice: noi siamo disponibili, lo facciamo da 30 anni, accogliamo tutti, lo facciamo indiscriminatamente, però aiutateci non costruendo nuove strutture, il CPR, centro di permanenza rimpatrio, così come le ha chiamate il governo, aiutateci a prendere queste persone in mare e aiutatele a portare a smistarle dove loro vogliono essere portati, perché ricordiamolo Angelo, qua è un punto di passaggio, Lampedusa, l'Italia, la Sicilia in questo caso, perché molti di questi migranti vogliono andare a raggiungere gli amici, i parenti che si trovano in zone del nord Europa, in paesi del nord Europa che possono essere raggiunti solo via mare. Chiedo scusa a Luca, nel frattempo noi torniamo in studio perché dobbiamo andare in pubblicità. Fermiamo il racconto di Luca, fra poco torneremo da lui a Lampedusa. Nel frattempo breve sosta e poi torniamo di nuovo insieme. Eccoci, siamo di nuovo in studio, in diretta anche con Lampedusa, e prima di andare a Lampedusa adesso con Dario Infurna, che è un responsabile proprio per la polizia della registrazione dei migranti che arrivano a Lampedusa. Ci facciamo spiegare quello che è il meccanismo, come vengono praticamente acquisiti i dati e quali sono i sistemi di controllo a disposizione delle forze dell'ordine in Italia. Sentiamo. Il migrante, una volta che sbarca sull'isola di Lampedusa, viene immediatamente preidentificato. La preidentificazione non è altro che l'acquisizione dei dati anagrafici, così per come ci vengono forniti dallo stesso migrante, accompagnati dalla dichiarazione eventuale di intenzione a chiedere protezione internazionale, oppure ci dà indicazione di qualsiasi altra sia la sua destinazione finale o ragione del viaggio, viaggio per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare oppure richiesta di protezione internazionale. Acquisita questa informazione, che noi possiamo acquisire soltanto in un momento successivo ad una esaustiva informativa che viene realizzata su quelli che sono i diritti propri del migrante una volta giunto sul territorio nazionale, ad opera viene realizzata da varie organizzazioni quali UNHCR, OIM, EUA. Quindi fatta questa informativa noi facciamo la preidentificazione, acquisiamo questa intenzione e a quel punto si passa al fotosegnalamento vero e proprio. L'attività di fotosegnalamento invece è un'attività di polizia scientifica attraverso la quale riusciamo ad acquisire immediatamente l'impronta digitale e la fotografia dello straniero, e abbiamo un immediato matching rispetto ad altri eventuali risultati, altri eventuali fotosegnalamenti che eventualmente il soggetto abbia subito in passato sul territorio europeo, per cui se ha già fatto ingresso in territorio europeo, se è stato già fotosegnalato all'interno di una casa circondariale, indipendentemente dal nominativo che lui ci dà, immediatamente i due nominativi eventuali vengono collegati. Da quel giorno quello straniero per noi sul territorio nazionale ed europeo avrà non più un solo nominativo ma due che vengono inscindibilmente connessi. Allora, queste sono le procedure che vengono eseguite di norma quando si arriva in Italia, un porto ad esempio a Lampedusa, e poi si viene trasportati all'hotspot, al centro di accoglienza. Torniamo allora da Luca Ciliberti sull'isola a Lampedusa. Evidentemente anche questa mattina si sono seguite queste procedure che ci ha indicato per l'appunto Infurna. Sì,
non lo abbiamo detto in questo collegamento, l'abbiamo detto ovviamente nei nostri notiziari, sono ricominciati gli sbarchi, stamattina sono arrivati prima 17 tunisini, poi con un'altra imbarcazione sono arrivati altri 38 bengalesi, non stavano bene, erano infreddoliti, in condizione di ipotermia, e poi dopo sono arrivati 34 profughi dalla Siria, uno di loro era del Sudan, e invece loro, come abbiamo visto dalle immagini, come continuiamo a vedere dalle immagini, insomma, erano in condizioni ottimali, insomma, sono stati identificati e poi portati attraverso la Croce Rossa al centro accoglienza. Questa procedura di cui parlava Infurna è la procedura nel quale si fa il matching, i cosiddetti raggi X, del quale ha parlato in questi giorni il governo Meloni sulle nuove procedure di sicurezza, proprio per evitare, insomma, che qualcuno di questi si reintroduca illegalmente in Europa o che abbia qualche problema appunto con la giustizia. Si farà di più nei prossimi giorni, si cercherà anche di identificare in qualche modo quelli che sono davvero minori non accompagnati e quelli che invece si spacciano per minori. Come vedete alle mie spalle con le immagini, Lampedusa è piena di turisti, perché qui è ancora estate, qui è ancora vacanza, c'è il sole, il mare è bellissimo e ovviamente i turisti continuano ad arrivare. Questi turisti ovviamente né nei periodi di massima espansione del flusso migratorio né in questi periodi con pochi arrivi vedono i migranti a Lampedusa, perché appunto Lampedusa l'accoglienza ha sempre funzionato e continua a funzionare. Devo dire un plauso lo facciamo anche noi alla Croce Rossa Italiana per la gestione di questo centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. E allora sentiamo l'intervista proprio a Schintu della Croce Rossa, che è responsabile delle operazioni a Lampedusa. Chi arriva qua dentro si trova di fronte a una situazione che magari ne immaginava diversa, ma questo chiunque arrivi, non solo i politici, chiunque arrivi qua si aspettano qualcosa di diverso. In realtà la situazione è quella che vedete, noi abbiamo cercato di umanizzarla il più possibile, per quanto possibile, e soprattutto che ognuno faccia la sua parte. Speriamo che chi rappresenta le istituzioni, ma soprattutto i politici che vengono qua, gli possa servire per trovare un'accoglienza degna di questo Paese. Di migrazione si sta parlando oggi a Palermo, dove sono presenti due ministri del governo, il ministro Piantedosi, il ministro dell'Interno, il ministro della Giustizia Nordio, e per i due ministri la linea dell'esecutivo Meloni non cambia. Quello della migrazione è un crimine che resta in questo momento in mano ai trafficanti, una minaccia ai diritti della sovranità degli Stati, che devono poter decidere chi possa entrare. E per il ministro Nordio serve una lotta davvero a 360 gradi, magari con la collaborazione dei paesi da dove partono proprio i migranti, quindi evitando che intervengano i trafficanti, mentre il ministro Piantedosi ha citato dei dati che arrivano proprio dall'ONU e calcola il business della migrazione tra i 6 e i 7 miliardi, quindi un vero e proprio affare per i trafficanti di esseri umani. Torniamo a Lampedusa per le ultime notizie e poi andiamo a chiudere questo nostro approfondimento. Luca. Rispetto a quanto dicevi, appunto, affari che si fanno, ci sono dei trafficanti di morte che lucrano appunto sulla pelle dei migranti. E di oggi una notizia del Tribunale del Riesame di Palermo, diciamo su una sentenza del Tribunale di Agrigento, che sottolinea come atti di pirateria i saccheggi che sono stati fatti in mare a luglio, poco tempo fa, ai danni di una carretta del mare che stava navigando verso Lampedusa, appunto. Che cosa è successo in quell'occasione? Questi trafficanti di uomini si sono avvicinati con un'altra barca, la carretta del mare, hanno
rubato i motori, perché di questo si tratta, perché rubano anche i motori, sono motori potenti che sviluppano molti cavalli in acqua e quindi vanno più veloci, quindi raggiungono prima la costa, rubano i motori di queste carrette del mare e per restituirli, o meglio per accompagnare questi migranti alla costa, gli hanno chiesto dei soldi e gli hanno rubato i telefonini, dei veri e propri atti di pirateria. In quell'occasione sono stati presi questi 4 uomini e sono stati arrestati, appunto l'accusa è quella di pirateria, perché in questo mare alle mie spalle succede anche questo, e allora credo, probabilmente è giusto che tutta l'Europa si metta d'accordo per far sì che diciamo, ci sia più sicurezza anche a sud d'Europa, anche a sud della nostra Italia, anche qui da dove vi parliamo, da Lampedusa. Vi restituisco la linea perché credo che il nostro tempo sia ormai arrivato alla fine. Grazie Angelo. Grazie a Luca Ciliberti. Prima di chiudere c'è un'altra notizia da dare a proposito di migranti, perché un aereo civile della Sea-Watch ha assistito alle atrocità, così leggiamo su una tech di agenzia ANSA, della cosiddetta Guardia Costiera libica. Nonostante i nostri continui avvertimenti, ha speronato e distrutto un gommone sovraccarico in difficoltà con circa 50 persone a bordo, e secondo quanto riferisce l'ONG i militari avrebbero riportato i migranti in Libia. Sul posto c'era l'imbarcazione Louis Michel alla ricerca di sopravvissuti, tutto questo su un post su Twitter, ma non ne sono stati trovati di migranti. Noi ci fermiamo qui con il nostro focus di oggi, di questo venerdì. Vi ringraziamo per l'attenzione. I nostri approfondimenti tornano come sempre lunedì alle 14:30, ma stavolta sarà un approfondimento sportivo. Grazie a tutti, buon pomeriggio.